Sono in costante aumento i transiti nel tunnel stradale Schio Valdagno, più 200.000 in 3 anni. Entro fine 2019 raggiungeranno i 2.077.000, pari a 5.500 veicoli al giorno. Il pedaggio costa €1 a transito nella versione Family andata e ritorno o €2 per una sola tratta. I costi fissi annui del tunnel sono di circa €1,5 milioni, perciò la provincia, che ne è proprietaria, ha la liquidità per dare il via nei prossimi giorni a vari ammodernamenti e adeguamenti di sicurezza per €3.600.000. L'infrastruttura è una infrastruttura ad unica canna bidirezionale, per cui non abbiamo un cunicolo di sicurezza, ma proprio per questo, ed è stata progettata decenni fa, proprio per questo gli adeguamenti tecnici riguardano soprattutto la voce finale, che è la sicurezza degli utenti. Entro il 2019 verranno realizzati i lavori per rifare l'impianto di ventilazione, illuminazione e controllo del tunnel per un costo complessivo di €530.000. Perciò nelle notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre il traforo sarà chiuso al traffico. Nel 2020 verrà rifatto l'impianto di illuminazione con la sostituzione di ben 1.370 corpi illuminanti con lampade a LED. Un investimento di €2.300.000 che porterà cospicui risparmi sui consumi di energia per la soddisfazione dei sindaci. Una serie di interventi che mi soddisfano proprio perché, oltre ad andare incontro alla maggiore efficienza, alla maggior tecnologia, vanno proprio nel segno della sicurezza, ed è importante perché i cittadini si spostano per lavoro, per turismo, per la scuola, ma devono farlo in condizioni di assoluta sicurezza. Viene data una risposta importante in termini di sicurezza, di controllo e di innovazione tecnologica proprio su un'infrastruttura che ha avuto un aumento importante, oltre 2 milioni di passaggi nel corso dell'anno, ed è in costante aumento. Quindi una grande soddisfazione per essere stati ascoltati. Entro l'anno prossimo nel tunnel Schio Valdagno, dove la velocità minima è di 50 all'ora e quella massima di 70, verrà installato il sistema Tutor, aggiornato l'impianto antincendio e verrà adeguato l'apparato Telepass, che al momento non è in grado di dialogare con i nuovi dispositivi europei che entreranno in vigore prossimamente. Costo di questo intervento €600.000.